figura per i suoi trascorsi calcistici e per la sua odissea umana. È stato infatti portiere di Cagliari, Triestina, Nuorese e di altre squadre, abile artigiano specializzato nella lavorazione del ginepro e detentore di un poco invidiabile record, l'avere subito 5 operazioni al cuore. Una vita sui campi di gioco, con trascorsi al Cagliari, ben 7 anni, Triestina, Nuorese e tante altre squadre. Il calcio nel sangue per Giampio Porco, runese di nascita, oggi gallurese barbaricino, risiede infatti a Budoni dopo tanti anni passati a Nuoro. Una vita, 2 passioni, il calcio e il ginepro, che oggi lavora con grande abilità. Personaggio conosciutissimo nel centro Sardegna, lasciati i campi di calcio suo malgrado, ha fatto notizia per le 5 operazioni al cuore subite, oltre che per le mostre delle sue opere che ormai si trovano in mezza Europa. Nel calcio Giampio Porcu approda appena sedicenne, partecipando con documenti falsificati a un torneo per grandi. Sì, a 16 anni ho avuto la fortuna che mi ha visto giocare nel torneo Coppa Pietroera, si chiamava, che si giocava a Nuoro in memoria di Era, che era un grande sportivo nuorese, da signor Mariolino Congio si chiamava, che era un osservatore dei ragazzi del Cagliari, anche ex giocatore. Quando mi ha visto si è innamorato sportivamente di me e mi ha chiesto quanti anni avevo. Siccome per poter giocare quel torneo dovevo avere 18 anni compiuti, però dovevo compiere 16. Allora i signori dirigenti di Urune di allora hanno truccato i cartellini, invece di mettermi l'età giusta ne avevano messo qualche anno in più. Infatti quando mi ha chiesto a fine partita, che è venuto a cercarmi per parlarmi eccetera, ho detto: ma quanti anni hai, ragazzi? Non lo so, gli ho detto. Come non lo sai quanti anni hai? E chiede ai dirigenti, perché io non so nulla. Allora si è rivolto a uno dei dirigenti, ha detto: ma questo ragazzino quanti anni ha? Quelli là pensavano che fosse anche chiamiamo la spia della Lega, facendo qualche controllo, no? No, guardi che io sono un osservatore del Cagliari, che questo ragazzo ci interessa perché c'è un bel fisico, ma... Che vi importa? Portiere. E da quanti anni ha? E non ci ha risposto. Ma potete dirlo, ma lei è sicuro che è quello che sta dicendo? Perché allora si è sentito un po' minacciato, ha detto: no, io sono... Allora, quel ragazzino deve compiere 16 anni a maggio. Come 16 anni? Io pensavo ne avesse 18-19. E quindi ero ancora più contento perché potevo iniziare a giocare delle allievi del Cagliari. Da lì mi ha portato a Cagliari. Va al Cagliari. Sì, ma al Cagliari, dopo aver bisticciato con mio padre, perché per 2 volte mio padre, uomo di campagna, eccetera, no? Era inconcepibile che uno venisse pagato addirittura per prendere a calcio in una palla. E mi ha ostacolato, 2 volte mi ha riportato veramente a calcio in culo, scusate la parola, da Cagliari a Oruna. Sono riscappato di nuovo, mi ha detto: se esci da quella porta qui non entrare più, perché per me è chiuso. E per 2 anni non mi ha fatto entrare a casa. Dopo 2 anni, sai, qualche articolino sul giornale, il portiere di Orune, gli stessi dirigenti, via, poi tu come testa. Tutti lo sono 90 anni, solo tu non lo chiedi. E da lì, insomma, piano piano mi ha fatto ritornare a casa. Ecco il ricordo di Cagliari, velocemente, perché Giampio Porco è un grande chiacchierone. Certamente. A Cagliari praticamente sono stato per 7 anni, fino al periodo iniziato con Silvestri, dal primo campionato che ha vinto di Serie B, che è andato in Serie A il Cagliari, fino all'anno dello scudetto. Dicevano che era una grande promessa, poi non dipende da me stabilire o dire se ero bravo o non bravo. Se per 7 anni mi hanno tenuto lì vuol dire che qualcosa c'era, solo che ero chiuso in quel periodo c'erano i più grandi portieri d'Italia, a iniziare da Colombo, Matra, Reginato, Albertoso, quindi difficilmente giochi. Quindi ho deciso di ritornare a casa, ho ripreso a studiare, a continuare a giocare, poi in tutte le altre squadre, quarta serie, eccellenza, in C anche con la Triestina ho giocato. Ma per me giocare in terza categoria o Serie A era la stessa cosa, l'importante è che mi divertissi. Io il calcio l'ho concepito come divertimento. Ecco, concluso l'aspetto agonistico del calcio, è rimasto a Nuoro ed è andato a allenare i portieri della Nuorese. Diciamo che quando ho continuato a studiare, mi sono diplomato, sono stato assunto adesso si chiama CIA, Confederazione Italiana degli Agricoltori, e facevo le lezioni, chiamiamo le lezioni di formazione professionale per i pastori, e l'ho fatto per 15 anni. Però allo stesso tempo giocavo e allenavo. E l'ultimo anno, quando mi è successo che mi è scoppiata questo accidente del cuore, avevo compiuto 39 anni. E da lì è iniziata la mia odissea, diciamo. Quando adesso lasciamo l'aspetto sportivo e passiamo invece all'altro aspetto della vita di Giampio Porcu, un giorno cosa succede al quadrivio? Quell'anno che sappiamo che la Nuorese è retrocessa dalla C2, sì. Zomeddu Mele e Chischeddu era. Zomeddu era l'allenatore, Chischeddu era quello che si era assunto l'onere di far mantenere viva la Nuorese. Mi hanno chiesto il favore se davo una mano per allenare i portieri e i giocatori.
Avendo il tempo, essendo anche nuorese e tifoso della Nuorese Barbaricino, ho accettato con entusiasmo. E nel periodo di febbraio dell'86 in campo mi è venuto questo malessere, ho ripreso un po', poi di nuovo questo malessere non riuscivo a respirare. Allora ho pensato, c'è qualcosa che non va. Sono andato dal dottor Pietro Bus, mi ha visitato e mi ha spedito subito all'ospedale a fare un controllo. Lì hanno diagnosticato che avevo questa stenosi aortica reumatica, praticamente la valvola aortica che si stava ostruendo. In questi anni il cuore ha fatto le bizze più volte e Giampio Porcu ha subito ben 5 operazioni a cuore aperto, un record del quale avrebbe sicuramente fatto a meno. Mi hanno preso per i capelli perché subire 3 interventi, 4 aperture di sterno, con tutte le altre cose che si fanno, bisogna avere veramente un super fisico. Non è che mi voglio vantare, però con la vita da sportivo che ha fatto, io non ho mai fumato, usato droghe tanto meno. L'unica droga che conosco è il maialetto arrosto, le cordule, sanguinaccio, roba nostra barbaricina. Io l'ho detto scherzando così al professore, lui mi ha detto, caro Pio, stai dicendo la verità forse senza rendertene conto, perché quelle robe lì allora erano, diciamo, genuine e hanno contribuito a crearti la fibra che hai e anche lo spirito che conta. Giampio Porcu, dopo che è andato in pensione, ha scoperto questa passione per il ginepro. Com'è nata? Allora, questa passione del ginepro praticamente mi è scoppiata una decina d'anni fa, ma per caso. In campagna, cercando funghi e asparagi, mi sono sbattuto contro questa radice bruciacchiata che c'era di ginepro. Me la sono caricata in macchina, ma io volevo fare un arrosto, perché il ginepro, per fare l'arrosto di maialetto, gli dà un certo gusto particolare. Meglio non dirlo perché non si può. Ma con gli scarti. Come l'ho spurgata? Praticamente io in questa radice ho visto la forma di un veliero. Per esempio le radici, no? Tipo questo che abbiamo qui sul tavolo. Questa è una radice che da qui uscirà un galletto. Già più o meno io lo vedo, no? Poi gli farò qui il quadrante, perché da qui uscirà un orologio. Un quadrante con questa quarzite che ho trovato, che è quarzite rosa brasiliana, più o meno 2 milioni di anni, vuol dire perché è del periodo dei marmi, no? Poi gli faccio il buco, dopodiché gli monto un meccanismo seico e quindi da qui uscirà, diciamo, un bel orologio che è anche un bel soprammobile. E queste venature che si vedono, una parte sono dei fossili e l'altra sono venature di come si è formato da solo. Questo per dire che è un legno molto creativo, che dipende dalla tua testa cosa ci vedi. Io dico che bisogna saper leggere il legno, come quest'altro pezzo per esempio. Da qui ancora è grezzo, no? Però già si vede con il mio strumento di lavoro, che il mio maggior strumento di lavoro è questa accetta, che mi serve per sgrezzare. Qui già ci vedo la testa qui uscirà un muflone o roba del genere, un cervide in generale, no? Può essere anche uno stambecco, adesso dipende dalle corna che troverò, però già si vede che c'è nella forma. Più lavoro anche le botti del vino, vecchie botti che hanno finito la loro carriera, io le smonto, le ripulisco, le rimonto e le trasformo in un mobiletto bar, poi semmai le vediamo dopo. Però le intarsio esternamente con i nostri motivi sardi, con i galletti, la rosa peonia, eccetera, eccetera. Penso di fare delle cose discrete, insomma, non sono brutte, se la gente piace vuol dire che qualcosa di buono c'è. Questa è la prima sedia che ho fatto.